trovati, ben riposati, c'è stato domenica. Se mica è colpa mia se avete qualche ruga in più. No, grazie a tutti per essere qui. Oggi peraltro un ospite d'onore che è la professoressa Tacconelli, che poi vi presenterò, perché oggi abbiamo uno scienziato di altissimo livello. Poi faccio la presentazione. Io nel ringraziarvi per essere qui e poi capirete anche il motivo per cui ho invitato la professoressa Tacconelli. Volevo innanzitutto, oltre che a ringraziarvi, salutare tutti coloro che sono collegati. Do subito lettura del bollettino, poi come ordine di lavori farei un breve giro di domande a me per lasciare più spazio alla professoressa Tacconelli, se mi fate questa cortesia. Dei mondiali vi parlo io subito in modo tale che poi non mi chiedete niente. Va buon? Totale dei tamponi, siamo quasi a 600.000, ne abbiamo fatti 8.000 ieri, 8.177. Qualcuno dice: ma perché vai avanti questa storia dei bollettini? Perché a casa ci sono cittadini interessati giustamente ad avere informazioni, e poi a me piace pensare che ogni tanto mi mandano dei video dei bimbi che prendono nota. Vuol dire che fanno parte della squadra veneta. Numero di positivi sono 19.000 più 11. Vedete che abbiamo sempre un'incidenza sotto l'1 per 1000 di positività in questa fase. I ricoverati sono 480, quindi sono 2 in meno rispetto a ieri. Le terapie intensive sono 39, abbiamo un altro paziente che è uscito da terapia intensiva, siamo a -1. Peraltro dei 39 una trentina sono negativizzati, si sono negativizzati, quindi di positivi ne abbiamo 10 nelle terapie intensive. Il totale dei morti purtroppo ad oggi sono 1878, dei quali persone che hanno perso la vita negli ospedali 1355, sono 4 più 4. I dimessi sono 3270, e i nati, la nota positiva, 58. Allora, come vedete, ormai queste cose le conoscete meglio di me, abbiamo dati positivi dal 10 di aprile, si susseguono giorno dopo giorno. Stiamo guardando con attenzione quello che accade e accadrà nelle prossime ore, visto e considerato che la volta di mercoledì e giovedì saranno una decina di giorni dalla famosa apertura del 18 di maggio. E guardiamo con attenzione e con preoccupazione. Cioè, il pericolo non è finito, poi c'è la professoressa che è molto più brava di me ed è una vera professionista, vi parlerà del Covid, però è altrettanto vero che noi non vogliamo abbassare la guardia. Oggi avremo una conferenza dei presidenti questa sera alle 19:30, dove si parlerà ovviamente ancora di temi di riaperture, di coordinamento, di Covid e di protocolli e di linee guida, e sempre con l'ottica di procedere con la massima cautela, perché il rischio reinfezione potrebbe esserci sempre dietro all'angolo. Per quanto riguarda i comportamenti, inutile che stia qui tutti i giorni a dirvi che non rispettare le regole di minima, che sono quelle della protezione individuale, dell'uso della mascherina, che sono quelle di evitare gli assembramenti o scusate, o insomma tutta l'igienizzazione delle mani, i guanti, quello che è, non aiuta a fare questo lavoro di squadra. Avete visto il video sta avendo un grande successo e un'ampia diffusione. Evito sempre agli esperti di tutto di perdere tempo a scrivere di questo video, allora vi ricordo che tutte le persone senza mascherina, siccome lo sapevamo, sono tutti congiunti. Quindi che evitino tutti questi perditempo di stare qui a farci la lezione, ma Zai ha fatto il video di 2 che si abbracciano senza mascherina. Sì, sono marito e moglie o sono 2 congiunti, sono fratello e sorella. Sono stati tutti selezionati. Quello non è un'immagine di una piazza vera, quindi è stato fatto un lavoro ciclopico dietro a quel video.
e abbiamo fatto la selezione di questi ragazzi. Tutte le immagini degli ospedali sono autentiche, sono venete, sono vere. Il video sta facendo parlare, però ho visto anche che c'è stato un gradimento positivo rispetto al messaggio. L'appello che faccio io è sempre quello ai giovani, che sono stati i veri eroi nel lockdown, durante il lockdown, nel rispettare le regole, che lo facciano non abbassando la guardia. Il rischio c'è, è un rischio concreto, reale. Avete visto che la reinfezione, il rebound di contagio in Corea ha riportato ragazzi negli ospedali, perché questi sono i resoconti della stampa internazionale. E penso che questo sia fondamentale, sia un dialogo fondamentale da tenere con i ragazzi. I ragazzi sono sempre stati al nostro fianco in questa partita, debbono ancora continuare ad esserlo. Domande, ragazzi, che poi vi presento la professoressa Tacconelli. Volete che vi dico dei mondiali o dovete... sui mondiali, ovvio che io lo sapevo dal primo istante, il tema ormai saranno più di un paio di mesi. Ne ho parlato con Roda, il presidente della FISI, mi ha presentato un mese, 2 mesi fa, guardate, io ho perso la cognizione del tempo, so che è un bel pezzo che stiamo parlando con Roda. Io penso che sia la soluzione migliore quella di spostare i mondiali al 2022. Perché? Perché non abbiamo la certezza di avere un'invernata indenne. E fare i mondiali senza pubblico è il più grande evento degli sport invernali, lo abbiamo voluto, ricercato, abbiamo battagliato, vi ricordo che abbiamo avuto 7 bocciature prima di avere la candidatura ufficiale a ospitare i mondiali di sci, direi che per non rischiare, vedete che anche molte altre scelte, anche delle grandi multinazionali, di altri grandi eventi si fanno con questa filosofia, per non rischiare e anche per valorizzare fino in fondo il lavoro di tantissime persone, è giusto che ci sia il pubblico. La situazione che a noi sembra meno rischiosa è rappresentata dal fatto di ottenere il permesso di spostarli al 2022. Questo non vi nego che ci creerebbe una congiuntura astrale positiva rispetto alle Olimpiadi del 2026 e rispetto a un incastro internazionale. Io spero che il Comitato Olimpico accolga questo nostro ovviamente appello. So che Roda sta facendo un ottimo lavoro, ho parlato anche questa mattina con Giovanni Malagò, che ha dato l'annuncio ovviamente in maniera coordinata ieri sera, e l'ho dato ovviamente in last minute, no? Perché è oggi, stamattina che si discute, penso che siano in riunione adesso, da quello che so io. Confido nella collaborazione dei nostri compagni di viaggio a livello internazionale, perché poi capite che c'è tutta una serie di incastri con la Francia, con altri paesi, però sarebbe un bel segnale. Non è una sconfitta, è la volontà di investire bene. Peraltro siamo a buon punto con i lavori sarebbero, diciamo, perfetti a questo punto del 2022, però che nessuno si azzardi a dire che vengono spostati i mondiali perché siamo in ritardo con i lavori, altre robe. È una scelta proprio, diciamo, ragionata. Ne ho parlato col presidente Benetton, con Alessandro Benetton, anche lui in quel periodo, ne abbiamo parlato, anzi, a dire la verità è stato il primo col quale abbiamo parlato di queste ipotesi. Concordata l'ipotesi, poi lui ha iniziato a lavorarci. Vi dico che è una bella sfida e spero la si possa portare a casa e ci permetterà con il grande pubblico, ricordate che i mondiali hanno un afflusso di pubblico da paura, ci permetterà di fare anche un grande evento che è quello che si merita Cortina e che si meritano le nostre Dolomiti. Non vi aggiungo altro su questa partita, la conoscete fino in fondo, il resto lo conoscete tutto. Sì, vi aggiungo solo una roba che peraltro la dottoressa Russo mi ha fatto, anche lei in tempi non sospetti, ringrazio, mi ha fatto anche una piccola relazione che accompagna ovviamente l'attività di Roda a livello internazionale rispetto al fatto che conferma che il rischio di reinfezione ci potrebbe essere, lo dice anche l'OMS, per cui lei ha messo anche nero su bianco per la comunità internazionale che per la sanità del Veneto il rischio è reale. Dopodiché se il virus sparisce e come è arrivato se ne va e non si fa più vedere, noi siamo tutti felici, però abbiamo l'obbligo di dire anche
che la preoccupazione c'è per il prossimo inverno, autunno-inverno 2020-2021. Domande? Allora, facciamo il solito giro ragazzi, da sinistra così, oppure qualcuno di Rosato. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Ecco, a proposito dello spostamento dei mondiali di sci, che fa seguito all'annullamento delle finali di Coppa del Mondo di gennaio per la pandemia. E nell'annunciare questo spostamento Malagò ha accennato anche a dei problemi economici. Allora la domanda è di quali problemi economici si tratta e se questo spostamento di un anno lei ha parlato poi di una congiunzione astrale favorevole, insomma, in vista delle Olimpiadi, ma quale conseguenze positive o negative potrebbe avere il posticipo di un anno di mondiali rispetto alle Olimpiadi? Ma solo che positive, perché comunque riusciamo innanzitutto ad avvicinarli ancora di più alle Olimpiadi, che ci crea comunque l'effetto abbrivio che è ancora più importante, no? L'abbiamo sempre detto, l'abbinata mondiali Olimpiadi è comunque una binata azzeccata. Non conosco la dichiarazione di Malagò, per cui mi fermo qui, perché i problemi economici possono esserci nel momento in cui li fai e non c'è il pubblico. Questi sono i problemi economici, ma per il resto stiamo lavorando. Però ripeto, non so, non ho neanche visto la trasmissione, per cui non so. Esclude dei ritardi nei lavori in vista dei mondiali? Ad oggi, ma al 100% non saranno tutti di natura sportiva, impianti non ci sarà problema. Sul fronte viabilistico voi sapete che è un tema che non governiamo noi, è di ANAS, magari non saranno tutti, diciamo, realizzati al 100%, ma questo non è un mistero. Però insomma, noi siamo in grado assolutamente di rispondere presente al 2021. Il 2022 però rappresenta per noi una sicurezza rispetto al pubblico. Il vero tema è il pubblico. Avete visto la Coppa del Mondo, alla fine abbiamo dovuto annullarla. Se riusciamo a fare un giretto veloce. Bonet, si preparano Benetton e Prigioni. Presidente, volevo capire, oggi durante la conferenza con i presidenti proverete a mettere un po' di chiarezza anche sul tema delle vacanze e degli spostamenti tra regioni, cioè volevo chiedere se potevi farci un punto fermo, perché ormai si legge di tutto, regioni che chiedono test, non test, siccome in questo periodo qui la gente sta iniziando a organizzarsi e per le vacanze in Veneto e per le vacanze nelle altre regioni e per le vacanze all'estero, per esempio la Croazia, molti veneti sai che frequentano quelle zone lì, cioè noi come ci dobbiamo comportare, dove possiamo andare, da quando possiamo iniziare a prenotare? Grazie. Ma guarda, io continuo a dirvi questo concetto che già vi ho detto gli altri due giorni fa, cioè secondo me è fondamentale che ci sia una visione di uno Schengen sanitario a livello europeo. Pensare che a macchia di leopardo uno decida di fare i tamponi in ingresso, un altro dice fateli a casa e quando ti presenti mi imposti i certificati, poi ci sarà il problema di quello che dice i certificati hanno i timbri che non mi vanno bene e devi farteli certificare da altri, capite che viene fuori un casino? Io non credo che dobbiamo creare corridoi, che si debbano creare corridoi, credo che davanti a una regia europea ci sia la possibilità di dire quali siano i parametri da rispettare per la libera circolazione, punto. Ma guarda, da parte dei presidenti noi stiamo portando avanti questa filosofia e onestamente, guardate, noi siamo quelli dei tamponi, penso che se noi dovessimo governare i flussi turistici con i tamponi è una bella suggestione, anche romantica, però vi ricordo che il Veneto fa 70 milioni di presenze turistiche all'anno, andate anche con l'accetta, dividetele per 4 e sono, quanto sono? 17,5. Qui fate anche 15 milioni di turisti solo per questa fase estiva, cioè chi è che riesce a fare i tamponi a 15 milioni di turisti? Cioè è impossibile, soprattutto c'è un tema di governo di questi flussi che è pauroso. Il turismo è, capito, è come le idee, no? È libero, per cui o lo gestiamo come deve essere gestito, se no non si fa turismo. Per chiarire la Io sono per l'apertura. In sicurezza. Tutto. Abbiamo dei parametri, se sono rispettati si apre. Come l'abbiamo fatto con le attività, con l'anti-lockdown.